Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Il branco è in discoteca, 7 arresti a Catania nell'operazione Dazio. Pistole alla mano, la gang intimidiva e pestava i clienti. Il capobanda, un quindicenne, parente di un boss della mafia. Retata antidroga a Riesi, 12 arresti. La banda si riforniva nella piazza di Gela per poi smerciare al dettaglio marijuana, cocaina e hashish. A Messina e Barcellona oltre 100 agenti setacciano da stamane i quartieri a rischio in un blitz interforze contro la criminalità diffusa. Cosa Nostra che cambia. A Cefalù la compagna del boss arrestata per associazione mafiosa e estorsione. Ho ritrovato la dignità di fronte alla mia famiglia perduta per un'accusa assurda. Al TG Sicilia l'ex sindaco di Vittoria, Giuseppe Nicosia, scagionato dopo 6 anni di calvario dall'imputazione di voto di scambio mafioso. Il governo smentisce la retromarcia a favore della carne sintetica. In ogni caso la gente non ha dubbi, solo a parlarne provo disgusto, dicono, e il macellaio non la darei neanche ai miei figli. Calcio, Catania al lavoro in vista della sfida con il Taranto. Tabiani recupera Bocic e perde Silvestri per squalifica. Al Massimino i rossazzurri non possono più sbagliare. Pallavolo, domenica esordio in Superlega per la Saturnia Catania, trasferta proibitiva a Perugia, ma la squadra etnea ha le qualità per centrare l'obiettivo stagionale. Trovati, Catania violenta, il branco spadroneggiava in discoteca, 7 gli arresti, tra cui un quindicenne capobranco, imparentato con il clan mafioso Nizza. Da tempo il titolare dell'ex dogana denunciava intollerabili aggressioni e raid punitivi. Tonino De Mana. C'è tanto da lavorare in collaborazione con le forze dell'ordine. Noi imprenditori che sviluppiamo economia di sera abbiamo bisogno di un partner come quello della polizia per poter risolvere il problema. E la risposta delle forze dell'ordine c'è stata. Alessandro Scardilli, imprenditore, titolare dell'ex dogana di Catania, che vedete in questa vecchia intervista, può tirare un sospiro di sollievo. Attraverso decine di denunce è riuscito a far arrestare parte dei protagonisti di quei raid nel cuore della movida. Spadroneggiavano in discoteca con finte risse per creare disordini, picchiando barman e buttafuori per estorcere entrate e consumazioni gratuite, intimidendo i clienti, fino ad interrompere una festa privata. Il branco, guidato da un quindicenne, stretto congiunto di un boss, è finito nelle maglie dell'operazione Dazio. 7 le persone, tra cui minorenni, arrestate dai carabinieri ed accusate a vario titolo di estorsioni, lesioni personali e violenza privata. Le indagini avrebbero documentato l'esistenza di un sodalizio criminale composto da numerosi giovani, tra cui 7 indagati, guidati dal quindicenne, stretto congiunto di uno dei responsabili del clan Nizza, attualmente detenuto al 41 bis ed affiliato alla famiglia Santa Paola Ercolano. Secondo l'accusa, la gang, agendo col metodo mafioso e avvalendosi della forza intimidatrice espressa dal sodalizio, tra febbraio e maggio 2023 avrebbe attuato una serie di violenze e minacce nei confronti del titolare e dipendenti della discoteca ex dogana. E torna attuale quell'intervista a Scardilli che denunciava l'escalation di violenze. Non è che succede soltanto a noi, succede in tutta la città e succede in tutti i locali, sia in estate che in inverno. Gli investigatori ritengono emblematico un episodio di violenza quando il gruppo criminale, ostentando la disponibilità di pistole, avrebbe pestato 2 giovani. Una delle vittime, dopo essere stata accerchiata, sarebbe stata colpita alla testa con il calcio della pistola e poi presa a pugni dal gruppo. Lo vedete in questo filmato fornito dalle forze dell'ordine per documentare l'efferatezza dell'azione. L'aggressione sarebbe continuata nonostante la vittima fosse sanguinante. 7, come detto, gli arresti. Il titolare dell'ex dogana, che ha manifestato gratitudine alle forze dell'ordine, si costituirà parte civile nel procedimento. Beni per €1 milione sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Catania a Orazio Buda, ritenuto soggetto pericoloso appartenente al clan mafioso dei Cappello. A essere sottratte a Buda 2 società a cui è intestato il bar Opera Prima
in piazza Vittorio Emanuele III. Blitz antidroga a Riesi, 12 arresti. La banda si riforniva sulla piazza di Gela per poi smerciare al dettaglio marijuana, cocaina e hashish. Zeri Italia. Si approvvigionavano sulla piazza di Gela per poi smerciare al dettaglio marijuana, cocaina e hashish tra le vie di Riesi. Un'organizzazione criminale ben collaudata, attiva nell'acquisto e nello spaccio di stupefacenti, che adesso è stata decapitata da un'operazione condotta dai carabinieri di Caltanissetta, coordinata dalla DDA della Procura Nissena. Alle prime luci dell'alba sono scattate le manette per 12 persone alle quali nel corso delle indagini preliminari sono state applicate diverse misure cautelari. 10 sono finiti in carcere e 2 agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L'organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti faceva base a Riesi. I coinvolti sono tutti italiani, residenti nel centro della provincia nissena, tutti indagati per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. 2 di loro sono allo stato irreperibili e attivamente ricercati. L'indagine è scaturita dall'arresto in flagranza di uno dei presunti capi. Nell'ottobre del 2021 l'uomo fu fermato dai militari della stazione di Riesi e venne trovato in possesso di 4 kg di marijuana. Le indagini successive hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza in ordine all'esistenza di una vera e propria associazione criminale dedita al traffico di droga. Le fila dell'organizzazione erano rette sempre dal presunto capo, un 35enne con precedenti specifici che nonostante l'arresto avrebbe continuato a dare le direttive agli altri sodali. Un mercato florido che si sviluppava lungo tutto il territorio della provincia nissena e che vede come baricentro la piazza di Gela da cui la droga partiva per raggiungere gli altri centri cittadini. A Messina e provincia oltre 100 agenti in azione da stamane nei quartieri a rischio per l'operazione Alto Impatto, una retata interforze contro la criminalità diffusa. Francesco Triolo. Un controllo capillare del territorio a Messina come a Barcellona, Pozzo di Gotto, oltre 100 operatori Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza sin dalle prime ore del mattino hanno effettuato un'operazione di prevenzione e contrasto alla criminalità, anche straniera, in uno dei quartieri più a rischio del capoluogo Peloritano, Bisconte. L'operazione è denominata Alto Impatto, così come in tutta Italia è stata voluta direttamente dal Governo e dal Ministero dell'Interno nell'ambito della rafforzata attenzione che le forze dell'ordine stanno mettendo in campo dopo l'episodio delle 2 cuginette violentate a Caivano di Napoli. Da quel momento il Premier Giorgia Meloni ha disposto che vengano controllati i quartieri dove c'è una maggiore presenza della microcriminalità delle città metropolitane e Messina è stata inserita tra i primi 10 territori più ad alto rischio in Italia. Le operazioni straordinarie di controllo del territorio sono state disposte dal prefetto di Messina, Cosima Di Stani, durante il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e coordinate operativamente dal questore Gabriella Ioppolo. Controlli inseriti in una più ampia cornice di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica per fronteggiare fenomeni di criminalità diffusa. Diverse le abitazioni controllate anche con l'ausilio dei reparti cinofili di Palermo e con il reparto prevenzione crimine di Catania, oltre agli uomini della questura di Messina, rinvenuti in diverse abitazioni armi e droga. Arrestata per associazione mafiosa ed estorsione Giada Quattrocchi, compagna di un boss mafioso di Cefalù. È l'ultimo esempio di come nel tempo sia cambiato il ruolo delle donne all'interno delle organizzazioni criminali. Adelaide Barbagallo. Donne di mafia, gelide, determinate, gestiscono cosche, portano avanti affari quando i loro uomini sono in cella, donne d'onore. L'ultima in ordine di tempo a finire in carcere, arrestata dai carabinieri della compagnia di Cefalù, è Giada Quattrocchi, 45 anni, di Campofelice di Roccella. È accusata di associazione mafiosa ed estorsione aggravata. È la compagna del capomafia detenuto Pino Rizzo. Avrebbe consentito lo scambio di informazioni tra i vertici del mandamento, rendendosi inoltre responsabile in concorso di estorsione aggravata del metodo mafioso ai danni di un imprenditore attivo nel settore delle onoranze funebri. Un tempo il codice d'onore di Cosa Nostra lanciava alle donne un ruolo essenzialmente domestico, familiare. Accanto ai propri uomini, ai figli, ai fratelli, mantenevano la fedeltà al clan e alla famiglia, come Carmela Minnitti, moglie del boss catanese Nitto Santapaola, con il quale ha condiviso la latitanza fino all'arresto del marito. O Ninetta Bagarella, moglie del sanguinario Totorrina, sposò il capomafia in gran segreto. Io, insegnante, vengo giudicata male, ma sono solo una donna innamorata, andava ripetendo. Esempi di una mafia che fu. Adesso la criminalità organizzata con i suoi legami di sangue offre uno spaccato inedito dove emergono donne ordinare delitti e punizioni esemplari per chi sgarra.
Risale al 1998 il primo arresto di una donna boss. Giusy Vitale, capomandamento di Partinico, ereditò dai fratelli il potere di decidere la vita o la morte dei suoi nemici. La storia recente ci ha raccontato il variegato mondo femminile che ruotava attorno al super latitante Matteo Messina Denaro. 2 esempi per tutti: la sorella Rosalia, arrestata lo scorso marzo per associazione mafiosa. Il suo tanto non parlo all'interrogatorio di garanzia davanti al GIP è stato il suo biglietto da visita, e la maestra Laura Bonafede, figlia di boss, moglie di un mafioso, arrestata per aver favorito la super latitanza dell'ex Primula Rossa. Una donna totalmente impregnata di cultura mafiosa, disse il GIP Alfredo Montalto, tanto da voler impartire certi principi alla figlia e persino alla nipotina. Recupero la dignità davanti ai miei figli. Alla TG Sicilia Giuseppe Nicosia, l'ex sindaco di Vittoria, scagionato dall'accusa di voto di scambio mafioso dopo 6 anni di calvario giudiziario. Nelle motivazioni della sentenza il senso del grave errore giudiziario. Chiunque, dice Nicosia, si sarebbe accorto che si trattava di un grave sbaglio. Roberta Lunghi. Il fatto non sussiste ed è opportuno evidenziare l'attività svolta da Giuseppe Nicosia sia in qualità di sindaco che in qualità di avvocato di contrasto alla criminalità. Sono parole che pesano, quelle contenute nelle motivazioni della sentenza con la quale il Tribunale Penale di Ragusa scagionava l'ex sindaco di Vittoria dalle accuse di voto di scambio politico mafioso in relazione alle elezioni comunali del 2016. Per l'ex primo cittadino un assoluto paradosso. Nel 2017 vengo svegliato alle 4 di notte con un bambino di 5 anni che dormiva a casa da elicotteri, uomini armati di tutto punto che mi invadono la casa semplicemente per notificarmi una misura cautelare di arresti domiciliari. Per me, che ero stato un sindaco antimafia, che avevamo avviato tantissime iniziative di legalità, che anche nella mia attività professionale difendo proprio le vittime del delitto, mi è crollato il mondo addosso. Nelle 50 pagine delle motivazioni della sentenza si evince il clamoroso errore giudiziario. Se la Procura distrettuale di Catania si fosse informato con l'ultimo sottufficiale dei carabinieri o della polizia locale, avrebbe sicuramente capito subito che si trattava di un gravissimo errore, di una serie di macroscopici errori giudiziari. Però tutto questo non è stato fatto. Probabilmente interessava di più colpire un ex sindaco, la conferenza stampa con le immagini roboanti di questo arresto, la fotografia su tutti i giornali nazionali, la distruzione dell'immagine di un politico, che non l'esito vero dell'indagine. La sua vita è cambiata. Con una vicenda del genere rischiavo di essere travolto. Ho smesso sicuramente di fare politica, nonostante fossi in predicato di diventare un parlamentare nazionale o regionale, ma non è questo quello che conta. L'importante è aver restituito l'onore e la dignità ai miei figli, alla mia famiglia e anche alla mia città, che era stata offesa da questa vicenda incredibile, alla quale fortunatamente i miei concittadini non hanno mai creduto. Nelle ultime ore il governo smentisce la retromarcia a favore della carne sintetica. In ogni caso la maggior parte dei siciliani non metterebbe a tavola in nessun modo la carne prodotta in laboratorio. Francesco Aloi. Nessun passo indietro. Il divieto di importazione, commercializzazione e produzione della carne sintetica resta. A precisarlo è il ministro Lollobrigida, che smentisce le voci su un possibile dietrofront del governo. Qualche giorno fa è stata ritirata la notifica del disegno di legge all'UE, ma per il titolare della sovranità alimentare si tratta soltanto di una formalità. Non esiste di vendere sia la carne sintetica, io non gliela do neppure ai miei figli, questo te lo garantisco io. Non ne vedo la necessità, completamente, non mi piace, solo il pensiero, perché già il nome mi dà fastidio. Per niente, o la carne o è fresca o niente, provenienza dalla nostra terra va bene. Sono pochissime le persone che sembrano favorevoli a questa tipologia di carne prodotta in laboratorio. Meglio la tradizione, non questa innovazione, ci dice qualcuno, come questo chef. La dieta mediterranea resta il fondamento della cucina italiana e in particolar modo di quella siciliana, quindi viva la dieta mediterranea a 360 gradi. Il sì alla carne sintetica invece lo dicono gli animalisti, anche se con una riserva.
Sarebbe un prodotto che non lede il benessere animale, la sostenibilità ambientale ne trarrebbe giovamento, tanto più in un contesto di crisi climatica e di sicurezza alimentare. Carne in vitro sì, ma per scelta etica e non per interesse economico. La carne sintetica è già stata bocciata dal Senato e nei prossimi giorni potrebbe esserci lo stesso risultato anche a Montecitorio. Non solo non ritiro il DDL, scrive Lollobrigida sulla sua pagina Facebook, ma sono più convinto che mai di dover dar corso alle indicazioni dei comuni, delle regioni e dei milioni di cittadini italiani che ci hanno chiesto di proteggere la nostra salute e la nostra economia. Andiamo avanti senza alcun passo indietro. Diversamente da altri paesi europei, l'Italia quindi resta fedele alla carne, ma a quella naturale. Emergenza incendi nella nostra regione. Mentre la giunta Schifani si prepara a dichiarare lo stato di crisi, il WWF Sicilia lancia un duro attacco ai comuni per le ordinanze locali che non vengono applicate. Il presidente Bonfanti non risparmia neanche la regione, che dice non investe sulla prevenzione ed è costretta poi a spendere il denaro per spegnere i roghi. Tonino De Mana. È ufficialmente terminata la campagna antincendio in Sicilia, con l'isola che conta i danni e si lecca le ferite per l'ennesima stagione da incubo. Ne ha per tutti il WWF, che in un video mostra paesaggi spettrali inceneriti dalla mano dell'uomo e, perché no, dalla scarsa attenzione del territorio. Istituzioni sul banco degli imputati. Ennio Bonfanti punta il dito sui comuni. Il periodo di massimo rischio incendi era stato previsto dal 15 giugno al 15 di ottobre. La legge prevede che in questo periodo tutti i sindaci dei comuni siciliani debbano emanare apposite ordinanze sindacali con divieti e prescrizioni utili a prevenire il formarsi di incendi. Una situazione grottesca o addirittura ridicola, con queste ordinanze pubblicate su tutti i siti dei comuni siciliani, ma che si sono rivelate dei bluff, delle ordinanze fasulle, inesistenti. L'attacco di Bonfanti non risparmia la regione. La regione siciliana investe milioni di euro nello spegnimento, quando ormai il problema c'è, l'incendio si è diffuso, e investe pochissimo, troppo poco, nel controllo del territorio, nella prevenzione degli incendi, nella vigilanza sulle prescrizioni e divieti che impedirebbero il propagarsi e il nascere di questi incendi così devastanti. Incalcolabili danni all'ecosistema, per non parlare del rischio frane, logica conseguenza degli incendi estivi. Facciamo una breve pausa, tra poco per il calcio, le ultime sul Catania e sulla Saturnia, pronta all'esordio in Superlega. State con noi. Insieme con il calcio, il Catania ha cominciato la settimana di allenamenti che conduce alla sfida casalinga con il Taranto. Ottaviani potrà contare nuovamente su Bocic, ma perde Silvestri per squalifica. Marco Carli. Il ritmo più veloce, più intenso, quello che si chiede in partita alla squadra di Tabiani, quello che l'allenatore prova a trasmettere col suo staff per cambiare la stagione e salvare la panchina. Anche perché il ritmo sarà necessario, visto che il Catania si appresta ad un tour de force non indifferente per 3 settimane di fila in campo ogni 3 giorni. Taranto domenica, mercoledì il Monterosi in trasferta e poi l'Avellino al Massimino. Il 1 novembre è la collocazione individuata per recuperare l'incontro valido per la seconda giornata a Brindisi e ancora trasferta a Potenza, Picerno al Massimino in Coppa Italia e la sfida in casa del Cirignola. 7 partite in 22 giorni. Fondamentale che il gruppo sia in condizione fisica e mentale. Partiamo dalla prima. In vista del Taranto, Tabiani dovrebbe contare pressoché sullo stesso gruppo di Castellammare. Rapisarda è quasi pronto, ma non ancora per domenica. Per Chiarella vale lo stesso discorso. Di Carmine e Bois ci saranno, mentre è out ancora Rocca, così come Deli. In più c'è da fare i conti con la squalifica di Silvestri per il doppio giallo del Menti. 2 soluzioni. Si abbassa Quaini in difesa con Ladinetti o Rizzo in mediana, oppure va dato spazio a Lorenzini, che fino ad ora ne ha avuto molto poco. Le 2 mezzali dovrebbero essere gioco forza ancora Zammarini e Zanellato. In attacco torna Bocic, che rappresenta una valida alternativa a Marsura per dare velocità e imprevedibilità al reparto avanzato. Si lavora a Ragalna per trovare le soluzioni dopo l'avvio di stagione col freno a mano tirato, per recuperare l'autostima perduta dopo Caserta e per trasformare nuovamente il Massimino in una fortezza. Tanti obiettivi in poco tempo. Il campionato chiama, il Catania adesso deve rispondere.
Siamo alla pallavolo, domenica l'esordio della Saturnia in Superlega contro Perugia, squadra campione del mondo per club. Tanto entusiasmo in casa bianco-blu e anche la convinzione di poter essere all'altezza del campionato più difficile del pianeta. Marco Carli. Se l'esordio di quelli shock a Perugia contro la squadra che ha vinto l'ultimo campionato mondiale per club è a tutti i favori del pronostico, alla Farmitalia Saturnia Catania non tremano i polsi, anche perché c'è tanta voglia di misurarsi contro Giannelli e compagni che hanno ambizioni da scudetto e alle 20 domenica attendono gli etnei al Palabarton per la prima di Superlega, il maggiore campionato del nostro paese e del mondo, dove ritorna Catania con orgoglio. E se il soprannome dei perugini è Block Devils, diavoli del muro, fondamentale e importantissimo nella pallavolo, la Saturnia oppone la consapevolezza dei propri mezzi, l'entusiasmo dell'esordio e anche la certezza che non sarà in Umbria, dove ci si giocherà la permanenza e il consolidamento del progetto. I bianco-blu sono reduci dalla vittoriosa tournée in Polonia e schiereranno a Perugia anche Masulovic, appena rientrato dagli impegni con la nazionale serba. Il centrale saluta nella sua lingua il pubblico etneo e dice di non vedere l'ora di vederlo presente in massa al Palacatania. Ciao. L'appuntamento sarà per domenica 29 ottobre con il Cisterna, seconda tappa di un campionato che la Saturnia affronta con fiducia. Certamente che ancora ci sono situazioni che magari un po' più di organizzazione, qualche lavoro tattico ancora, qualche meccanismo ci sta, però piano piano possiamo migliorare ancora qualche aspetto tattico. Andiamo sempre avanti così e andrà tutto bene così che vogliamo. Siamo pronti per iniziare il nostro campionato e prima partita contro Perugia. Oggi facciamo un plauso convinto a un insegnante di Palermo che in verità meriterebbe molto di più. Prima di entrare in classe è stato picchiato e rapinato di portafogli e cellulare, ma ha comunque deciso di andare a scuola e fare la lezione pur di non lasciare i suoi studenti soli alla prima ora. Suonata la campanella, il prof, nonostante lo shock e pure qualche contusione, si è fatto medicare, ha chiamato il 112, ha sporto denuncia, ha descritto le fisionomie di chi lo aveva pestato e ha permesso così alla polizia di arrestare i suoi 2 aggressori. La notizia è del mese scorso, ma si è saputo soltanto ora. Tante volte chiediamo agli insegnanti di darsi da fare di più, di intervenire con maggiore fermezza sui fenomeni giovanili che come genitori più ci preoccupano, dal bullismo all'uso pericoloso della rete e dei social senza il controllo degli adulti. Stavolta no. Stavolta dobbiamo solo esprimere ammirazione e gratitudine a questo insegnante che comprensibilmente preferisce non farsi intervistare al telegiornale e nemmeno andare in TV nei talk della sera. Con lui ci rivolgiamo a tutti gli altri suoi colleghi che svolgono quotidianamente il loro lavoro senza contestare la loro condizione né protestare, perché i motivi per farlo ci sarebbero. Ricordiamo soltanto, ad esempio, che i nostri docenti sono tra i meno pagati d'Europa e che, per dire, gli insegnanti in Danimarca hanno uno stipendio che è esattamente il doppio di quello degli italiani. Ci fermiamo qui, Sicilia torna alle 20, grazie e buon pomeriggio.